Buongiorno Italia. Oh, la puntata di oggi invece è dedicata alle signorine. Ti porto a Nervesa della Battaglia, anzi ti portiamo perché siamo in compagnia, a vedere la fiera di Josei. Quell'obiettivo chiuso, amore. Con Giacomo. Dovete vedere tanti uccelli? Che bello che mi arrivi così con la mascherina all'aperto. No, bisogna tenerla, ce l'hanno tutti su. All'aperto? Sì, Ah, perché c'è una fiera. perché qui è all'aperto il coronavirus. Sì, perché la fiera No, e c'è... finché passo perché senza dire poi puoi toglierla. Ardelo, No, è ardelo. vero. Capito. Poi un volatile? Tacci che c'è qualcuno che è fissato, mi ha fatto chiamare mio padre per via del volatile e i consigli sul volatile. Che bello, hai preso il volatile? No, dove metto i volatili? Io che ho fobia dei volatili. Che ne so. Ah, quella era la fionda che avevo io, quella col coso del braccio. Oddio. Cari. Io avevo tipo queste, avevo l'allevamento una volta. Questo dovrebbe essere un diamante mandarino. Bello ciccione anche, guarda che guance. Cavolo, questa è l'alpaca. Ma perché è misuruola? Perché ti sputa? No, sono alpaca. Ma ti morde? Perché no, in teoria puoi andare a farci un giro su. Ah, per me sputa. Cosa hai visto? Hai visto i polastri? Moraseta bianca. È perché dopo non posso più copparmi, ho già un galletto. Una volta avevo la fissa del gallo combattente di Liegi, tazio va che non l'ho preso. Quello ti assassinava i cani, anche te. Beh, quelli dopo si mangiano. Oh. Sembra il gallo di Liegi. No, sembra ma non è lui. E quello è l'altro solo che... Anche perché il gallo di Liegi è molto più alto e pesantino anche. Non è una tortura questa, tutto il giorno, puoi immaginarti dentro. Quaglia della California, ghiandaia, bellissima, parocchetto groppone, wow, Nervesa della Battaglia Italia, giusto per far la rima. Sì, dobbiamo sempre rompere le palle ovunque. Quello priva riservato? Sì, guarda, ci hanno spostato, abbiamo spostato due Ah, tavole. c'è anche il nonno, se uno ha voglia di pesce, guarda, ordina là, come quella volta in, cos'era, Golubac, in Serbia. Stavano i pescatori fuori, ti dicevano che pesce volete, hai capito? Tac, e via. Fuorissimo, ma che orecchie che ha questo? Prima regola del Singano Club, mai andargli dietro al cavallo e neanche sotto, guarda cosa c'è sotto, meglio che non vai neanche sotto. Ma... CP!
Vuoi un pezzo di melone giallo? Ah, vuoi un pezzo di melone giallo? Forse non lo vuole più, l'ha assaggiato prima. Prima sì, però se l'è pappato. Vuoi un pezzo di melone giallo? Ah, che buono melone giallo, molto dolce il melone giallo. No, più che altro pinzati anche questi perché sono pieno, non ce la faccio più. Ho mangiato come una scrofa in questi giorni, anche perché fa bene, non ha zuccheri, non ha niente. Racconta CP. Ah, sì. Racconta CP. È iniziato l'inverno. Ah, aspetta che è timida. Sei timidona. Raccontiamo che è iniziato l'inverno ed ora sei tutta felice che adesso sei qui in camper, sì, in compagnia. Siamo qua belli al calduccio. Ah, sì, che guardiamo tutti i bau e i gatto dalla finestra, controlliamo. Ah, controlli te, io no, ma non me ne frega niente dei bau e dei gatto. Solo tu guardi i bau e i gatto. Inauguriamo l'inverno 2020-2021 con la prima scoreggia di CP. Boh, io esco, occhio al CP adesso che mi guarderà dalla finestra. Vado a buttare squasse! CP, sei rimasta sempre sdraiata? Ma così vuoi farmi credere? Io dopo guardo dal filmino, se ti sei alzata a controllare che sono andato io, buona. Mio cane morbidoso, sei ancora morbidoso dall'ultimo lavaggio che ti ho fatto? Ah, dall'ultimo lavaggio che ti ho fatto? Buona, morbidosa. Coro, bello sto CP, guarda che bello questo CP. Eccolo. Oh, baby, I'm sad.